riguarda la famiglia, cioè luce, gas, telefono, acqua. Sono molti molti gli italiani che risultano morosi sul fronte delle bollette. È quasi un cittadino su 3, e che non riesce a far fronte al pagamento di queste utenze e rischia così il distacco delle forniture. Con l'avvocato abbiamo già parlato in passato di questa emergenza. Ricordiamo il numero della associazione La Casa del Consumatore per chi volesse telefonare: 02 7631 6809. Però c'è anche la maniera di collegarsi a internet, e proprio di internet ci siamo messi d'accordo con l'avvocato che affrontiamo oggi l'argomento. Come si fa, avvocato, a evitare le trappole di internet? A lei la parola. Allora, intanto cominciamo col dire che internet da, diciamo, cosa conosciuta a pochi, come era all'inizio, da pochi amanti esperti del computer, sta diventando una necessità per tutti noi. Anche chi non lo usa si è trovato a chiedere a qualche familiare di essere aiutato ad usarlo, perché le pubbliche amministrazioni ormai danno tanti servizi online, le banche lavorano in internet, si possono fare tanti acquisti in internet, si possono usare le mail per comunicare tra di noi e si usano i social network, che ormai è una cosa che riguarda quasi tutti noi, per cui sicuramente è uno strumento necessario. È uno strumento necessario ed è diventato un aspetto della vita ormai di tutti noi. Si parla addirittura di vita digitale delle persone, oltre la loro vita reale. Cioè, come siamo collocati nel web, che cosa facciamo, che cosa conoscono gli altri di noi, le nostre abitudini. E questo sta diventando anche abbastanza pericoloso, perché se è vero che possiamo usufruire di tante buone cose, dobbiamo anche stare attenti che quando noi usiamo il web veniamo anche profilati, cioè si capisce quali sono le nostre abitudini, che tipi di acquisti facciamo. Se usiamo i social network siamo addirittura noi stessi a raccontare la nostra vita agli altri attraverso le immagini che carichiamo, i messaggi che postiamo, cioè praticamente andiamo a raccontare un po' quella che è la nostra vita. Per cui bisogna stare un attimino attenti nell'uso dell'internet e ricordarsi che esistono tante regole che tutelano i consumatori. Il consumatore è una parte forte in internet, per cui non ci dobbiamo sentire deboli, perché abbiamo tante norme che ci tutelano, a partire dalla privacy, quelle sul recesso quando si fanno gli acquisti e via dicendo. Io direi di fare magari un po' di esempi di cose che ci possono capitare usando il web. Ecco, perché Renata? I furbacchioni, ricordiamolo, sono sempre attivi e cercano di far leva, così come i furbacchioni bussano alla porta della anziana spacciandosi per maresciallo bancario, poliziotto, eccetera. Purtroppo la truffa agli anziani è diventata una piaga sociale, così anche il web può rappresentare un pericolo per chi non ha dimestichezza col mezzo. Avvocato, che cosa ci può dire al proposito? Qual è lo strumento più usato, la trappola più usata dai furbacchioni? Allora, intanto cominciamo con un tipo di inganno, di truffa che è abbastanza diffuso, che è quello che viene chiamato tecnicamente il phishing. Cioè ci mandano una mail in cui ci informano, ad esempio fingendo di essere la nostra banca o l'azienda che ha la nostra carta di credito, ci dicono che ci sono dei problemi, che non funziona più la nostra carta di credito, che il nostro conto corrente ha dei problemi, per cui cortesemente di rispondere alla mail trasmettendo i nostri dati in modo che possano essere verificati.
ad esempio il numero di conto corrente e magari la username e la password, quindi le nostre chiavi di accesso al conto corrente. Mai cadere in queste trappole, perché al 99,99% gli istituti di credito, le carte di credito non scrivono mai messaggi del genere, e quindi diffidate assolutamente, non rispondete. E attenzione che a volte può anche capitare che mandino in una pagina che sembra identica proprio a quella della propria banca, in cui si chiede di verificare i codici della carta, eccetera, e magari uno in buona fede li inserisce. Queste persone cosa fanno? Usano poi i dati della nostra carta di credito per farci tutti i loro acquisti e addebitarci delle belle sommette. Allora, 0266203529, se qualche ascoltatore volesse approfittare della presenza dell'avvocato per chiedere consigli, oppure segnalarci dei casi, delle trappole in cui è involontariamente caduto. Allora proseguiamo, avvocato. Tra l'altro la cosa interessante di questo phishing è, da un lato ovviamente conoscerlo, stare attenti e difendersi, quindi non immettere i dati eccetera, dall'altro tenere presente che spesso anche la banca dalla quale magari ci prelevano dei soldi può essere tenuta a restituirci lei i soldi se non ha approntato dei sistemi comunque di sicurezza e di verifica ulteriore. Cioè, se i sistemi della banca sono un po' deboli, abbiamo diritto a richiedere comunque alla banca di farci riavere i soldi che noi, cadendo nella trappola di qualche furbacchione, magari ci sono stati tolti dal nostro conto corrente. Ecco, sembra incredibile, ma è una telefonata che il nostro regista ha ricevuto, di un ascoltatore che non aveva desiderio di essere messo in comunicazione con noi, ma che aveva chiesto esattamente quello. Allora Roberto non ci ha passato l'ascoltatore, ma questa è la richiesta che abbiamo ricevuto. Allora, avvocato, proseguiamo. Allora, proseguiamo poi con un altro settore molto importante di Internet: comprare online. Ormai si trova veramente di tutto online, no? Si trova dai televisori ai mobili, la parafarmacia, l'hobby, qualsiasi cosa si riesce a comprare in internet, però bisogna stare un pochettino anche lì attenti a non prendere delle fregature, che facciamo l'ordine e poi ci arriva a casa un bel mattone invece che il bene che avevamo ordinato. Allora, avvocato, qualche consiglio. Scusi avvocato, sì? Insisto i prodotti farmaceutici, perché sono stata invitata con altre persone, altri giornalisti, a un convegno in cui si sottolineava la pericolosità di acquistare farmaci online. Non solo perché sono contraffatti, ma perché sono magari scaduti, contengono non il principio attivo X, ma ben altro. Quindi se comprate in internet, guardatevi dalle farmacie online. Scusi la... No, perfettamente ragione, è una cosa da cui tenersi alla larga, anche per tutta la contraffazione che c'è in quel settore e in tanti altri, anche quelli legati soprattutto all'abbigliamento. Capita di acquistare dei capi di abbigliamento che sono assolutamente contraffatti o altri prodotti, quindi anche questo è un altro pericolo da stare attenti. Allora, com'è che si può stare attenti? Bisogna intanto far caso, cercare di capire se il venditore è affidabile, cosa che non è così facile ovviamente, avendo davanti soltanto uno schermo e magari un sito anche ben fatto, invitante, che ci presenta prodotti, ma magari chissà chi c'è dietro, magari invece c'è un gruppo di imbroglioni. Allora, alcuni segnali che ci possono mettere in allerta, poi ovviamente non c'è una regola fissa, purtroppo le truffe ci sono un po' di tutti i generi, però per mettersi intanto al riparo si può cominciare ad osservare qualche cosa. Ad esempio, se il sito non accetta i pagamenti con carta di credito o con PayPal, che è un'altra modalità di pagamento online, diffidare, perché insomma chi fa e-commerce, il tipico modo di pagare è proprio online, per cui se
ci chiedono di fare dei bonifici e dopo loro spediranno il prodotto, già questo è un indice che c'è poco da fidarsi, perché i circuiti bancari delle carte di credito o quel PayPal che citavo prima stanno proprio attenti al numero di reclami che arrivano dagli acquirenti, cioè se un certo numero di acquirenti si lamenta che non ha ricevuto eccetera, non ha ricevuto niente, i circuiti di carte di credito sganciano questi siti e gli dicono no, tu d'ora in poi non hai più la convenzione con me. Quindi si può presumere o stare molto attenti che potrebbe avere dei problemi il sito che non accetta i pagamenti con carta di credito o simili pagamenti online. In poche parole, avvocato, ci sono dei campanelli d'allarme che dovrebbero suggerirci di essere molto cauti. Esattamente, quindi questo intanto è un primo, vedendo come si paga. Poi l'altra cosa è mi fa esercitare correttamente i miei diritti, cioè mi informa che negli acquisti a distanza io ho 14 giorni per ripensarci, quindi per rimandare indietro ciò che ho comprato, mi dà una corretta informativa privacy per cui mi avvisa che i miei dati potranno essere trattati proprio per concludere l'acquisto, non cercano di carpirmi informazioni che non dovrei dare. E poi, perché no, chiedere sempre un aiuto agli altri e andare a cercare se ci sono nel web delle opinioni su questo venditore, perché insomma si trova spesso in siti che raccolgono proprio le opinioni, l'opinione che hanno espresso altri. Se altri dicono ho preso una fregatura, a volte ci sono anche meccanismi di pubblicità, di concorrenza perversa tra un venditore e l'altro, che si mettono anche dei commenti falsi l'uno contro l'altro. E quindi anche questi vanno un po' presi col peso che possono avere. Però certo che se un venditore ha 200 commenti negativi è difficile che sia proprio un bravo venditore. Purtroppo. Allora, abbiamo parlato dei campanelli d'allarme, ci può anche allora, voi come Casa del Consumatore avete, diciamo, ricevuto delle telefonate che erano in questo senso. Abbiamo però un ascoltatore in linea. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Giuseppe dalla provincia di Lecco. Complimenti per la trasmissione, sei gentilissima e complimenti anche al dottore. Grazie. Senti, al dottore io faccio questa constatazione. Io ho scoperto un sito, una piattaforma in Asia che addirittura sta facendo concorrenza a Google e quant'altro, che si chiama Alibaba. E non vorrei fare una reclama per queste persone, però loro cosa fanno? Hanno potuto, addirittura sono quotati in borsa e hanno avuto un successo in Asia strabiliante e stanno sbarcando in Europa. Perché loro dicono quando tu ricevi il pacchetto lo puoi spacchettare, prendere misura del prodotto, provarlo e se per caso non funziona lo rimandi indietro. Ora io dico, ma perché ci sono ancora persone, sarò anche ingenuo, persone che speculano proprio un po' sull'ignoranza delle persone, proprio non ne vale la pena, perché io dico, hanno gambe corte chi fa le truffe, perché poi dopo un po' vengono scammati. Grazie e complimenti per la trasmissione. Buongiorno. Grazie, ma avvocato, come commenta questa telefonata? Allora diciamo che insomma nel web stanno venendo fuori dei colossi che hanno la potenza di influenzare il mondo, addirittura c'è chi parla di città virtuali, invisibili, diverse dalle nazioni come noi le conosciamo. Ad esempio gli utenti di Facebook sono 1.300.000.000 di persone, questi quali sono una nazione a sé stante, cioè in qualche modo, no? 1.300.000.000, mamma mia. Sì, una cosa, e crescono ogni giorno di centinaia di migliaia di unità. Per cui Alibaba, ad esempio, questo sito di cui parlava quel signore, effettivamente è un sito di vendite online che viene dall'Oriente e si sta affacciando anche in Europa, che sulla serietà
che penso abbia, adesso non lo abbiamo ancora qua sperimentato da noi, però chiaramente diventa sempre più forte. Un fenomeno analogo lo abbiamo in Europa e negli Stati Uniti con Amazon. Amazon è un grandissimo venditore che ha la possibilità di avere diciamo dei suoi fornitori di beni e servizi che poi vengono mandati alle persone a casa, e devo dire che da questo sito, così come da altri, riceviamo segnalazioni positivissime, cioè persone che esercitano il diritto di recesso e prima ancora di aver rinviato indietro il bene ricevono già il rimborso delle somme che hanno pagato. Già il rimborso. Allora, avvocato, abbiamo una telefonata, la ascoltiamo, poi abbiamo una brevissima pausa. Ascoltiamo la telefonata e chiediamo all'avvocato se può trattenersi dopo la pausa. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Alessandro, chiamo da Legnano. Buongiorno, sì. Alessandro. Sì, buongiorno. Ascolti, la mia è una telefonata un po' antistorica, no? Cioè noi pensiamo che l'acquisto di internet sia una cosa positiva, no? Cioè uno va su internet e acquista il prodotto al minor costo. Mi segua un secondino, Sì. Al minor costo, e pensiamo, ho acquistato il prodotto al minor costo. Però il minor costo significa o bassa qualità o produzione non italiana sicuramente, cioè arriverà da India, da Cina, roba del genere. Poi io chiedo alle aziende, se sì, tu hai acquistato un prodotto al minor costo e pensi di aver fatto, diciamo, un affare, ma poi devi andare a vendere il prodotto al minor costo. Cioè io non vorrei trovarmi a comprare una camicia a 5 euro e poi guardarmi in giro e trovare una disoccupazione bestiale come quella che sta arrivando avanti. Grazie, arrivederci e buona Padania. Grazie. Allora facciamo un'interruzione brevissima. Avvocato, può trattenersi? Senz'altro. Bene, allora una breve pausa. Meno 19. Mancano 19 giorni alla manifestazione. Pro 22. Benissimo, eccoci ritornati in onda. Per chi si fosse messo l'ascolto in questo momento, questo spazio è Sportello Famiglia che io conduco ogni lunedì. Stiamo parlando con l'avvocato Giovanni Ferrari, presidente dell'associazione La Casa del Consumatore, e stavamo parlando delle trappole di internet. Allora, avvocato, a commento dell'ultima telefonata, prego. L'ultima telefonata solleva delle questioni davvero importanti sociali che ci riguardano tutti. Cioè, pensiamo ad esempio
a un venditore, che so io, di prodotti di elettronica, no? Che vende televisori, lettori di DVD, cose del genere. Un tempo cosa doveva fare? Apriva il suo negozio nel centro cittadino, pagava un affitto, pagava dei dipendenti e dava, diciamo, animava un po' la città con un negozio che comunque le persone passando vedevano e illuminava anche la strada e via dicendo. Oggi si può fare lo stesso servizio di vendere dei beni di questo genere anche in uno scantinato qualsiasi, nascosti nel posto più remoto, senza praticamente neanche un dipendente, lo si può fare anche da soli e si può vendere a tutto il mondo addirittura, e non solo alle persone che passano in quella strada. E che cosa succede? Che ci sarà sicuramente un impoverimento, ad esempio, delle persone che avrebbero lavorato per quel negozio e che in questo caso invece non trovano chiaramente l'occupazione. E ci sarà anche la problematica del negozio tradizionale che si trova a far fronte alle spese di affitto, alle spese di dipendenti, alle spese di utenze, eccetera, e dall'altro lato alla concorrenza di uno che, come abbiamo detto prima, è nello scantinato. E ovviamente fa dei prezzi migliori a questo punto, perché ha dei costi nettamente inferiori. Cosa si può fare? Allora, da un lato sicuramente non bisogna neanche farsi ammaliare troppo da internet e da queste vendite online. Certo è che io, insomma, nel mio ruolo difendo i consumatori e ritengo che se a parità di prezzo vengono, cioè se offerte delle prestazioni migliori, dei servizi migliori o vengono dati gli stessi beni a prezzi inferiori, sono opportunità che non si possono tralasciare soltanto per il fatto di non far morire delle attività tradizionali. Bisogna anche evolversi, cioè la nostra società purtroppo, volenti o nolenti, sta cambiando. Pensiamo sempre legato all'internet, il sistema postale stava quasi morendo, no? Perché arrivano le email, arrivano i fax e chi le manda più le lettere. Ora, tutto il nuovo sistema di e-commerce invece sta rialimentando tantissimo le spedizioni, perché è pieno di persone che dal loro monitor di casa comprano il libro, il frullatore e via dicendo, e gli viene consegnato a casa. Quindi i servizi postali che sembravano destinati quasi a morire, grazie a internet sono rinati, quindi lavorano dei fattorini, lavorano delle compagnie private di spedizioni, per cui non è detto che ci sia soltanto la morte dell'occupazione per l'arrivo di internet. Certo è che ci si deve reinventare, ecco. Cambiano le regole, cambiano i sistemi di acquisto, i sistemi di vendita. Sì, avvocato, però le chiedo una cosa. Se io vado in un negozio famoso, diciamo così, e compro una camicetta e la pago non il prezzo che pagherei, tanto diciamolo, dal cinese di via Paolo Sappi, no, invece di pagarla a 10 euro, io ho comprato personalmente, non posso fare il nome, diciamo di una marca famosa, e l'ho pagata 85 euro, benissimo. Poi sull'etichetta, ma piccolina, ho trovato Made in Taiwan, ma non me l'hanno mica detto, quelli della ditta famosa che era Made in Taiwan. Si tratta di capire che cosa sto comprando. Se sto comprando una camicetta fatta con tutti i crismi, diciamo col tessuto giusto, con i colori giusti, eccetera, eccetera, oppure se sto comprando una cineseria. Ma non posso comprare a 85 euro quello che il commerciante ha comprato a 10 euro, perché questo non è corretto. Cioè è come il problema del Made in Italy. Lei sa che stiamo facendo delle lotte tremende sul Made in Italy, perché ti vendono il parmesan, approfittano dell'Italian sound e ti vendono il parmesan che nulla ha a che vedere col parmigiano.
L'importante è capire, cioè avere la chiarezza sia da parte del venditore che informi. Lei rappresenta i consumatori, cioè il consumatore deve essere informato su quello che sta comprando. Assolutamente, è l'importanza delle etichette, cioè le etichette oggi, le confezioni sono tutto, cioè ci devono permettere di capire quando compriamo dei pomodori pelati da dove provengono questi pomodori pelati, cosa che ancora oggi non riusciamo a capire. Magari scopro che i pomodori che se no del Bangladesh sono migliori, però voglio sapere che sono pomodori del Bangladesh. Allora mi dice il nostro Roberto che c'è una telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Matteo. Buongiorno. Buona Padania a tutti. Senta, io telefono perché io vendo online. Io appunto sentivo anche il ragazzo di prima che diceva che si compra dalla Cina per poi rivendere qui online. Allora, io premetto che è un anno che vendo online perché, come diceva l'avvocato, io mi sono reinventato un lavoro. Bene. Perché io facevo tutt'altra cosa. Allora, il problema è un altro, secondo me. Allora, io vendo merce al 95% tutta made in Italy, fabbricata, perché io nel mio settore conosco varie aziende e vado direttamente a comprare nelle aziende, quindi sono sicuro che è made in Italy. Però purtroppo molti prodotti faccio fatica a recuperarli italiani, devo per forza, siccome c'è la richiesta, andarli a comprare anche se non sono made in Italy. Però il problema è un altro, secondo me. Il problema è che il consumatore, tra virgolette, molte volte magari sono anch'io, è un po' idiota. Perché io ho partita IVA e ogni merce che spedisco, ogni confezione che spedisco, devo relegarla di una fattura, perché se per caso un finanziere mi apre la scatola a mio nome e non trova la fattura, io rischio la multa. Perché invece in internet ci sono milioni di persone che vendono in nero, milioni, io combatto tutti i giorni con persone che vendono in nero. Non si parla neanche più del negozio che ha le spese dell'affitto, di persone che hanno il doppio lavoro, per quello diventa un lavoro, con la scusa che sono hobbisti, perché gli hobbisti non sono determinati. Adesso non so se hanno fatto il cartellino degli hobbisti qui in Regione Lombardia, però questi hobbisti vendono abitualmente in nero e portano via il lavoro a chi veramente paga le tasse. Diciamo a chi si comporta correttamente. Grazie della telefonata e adesso sentiamo il commento dell'avvocato Ferrari. Il commento non può essere che positivo su questo, cioè è bello sentire una persona che aveva difficoltà di occupazione, di portare avanti la famiglia o comunque voleva reinventarsi, ha fatto sta facendo una sana attività con l'uso di internet, lo fa in maniera legale e questo è, diciamo, il messaggio sano che può venire da internet, cioè ci sono sì delle insidie, però ci sono tantissime nuove attività che stanno nascendo e che fioriscono quotidianamente in internet e che sono assolutamente nel rispetto della legalità. Poi io capisco, anche riagganciandoci a quella telefonata di prima, il fastidio che può avere un negoziante che ad esempio vede una persona che gli entra nel negozio, si prova la camicetta o il golf, si finge interessata, poi se ne va via e una volta che ha capito la misura giusta se la ordina in internet di quello stesso bene. Questo lo capisco, però sappia che rischia, se non compra da venditori seri, che in realtà gli arriva la merce contraffatta, quindi anche la prova che ha fatto sul capo non funzionerà perché gli arriverà una misura diversa. Perché diciamo la merce scadente, io mi ricordo che voi avevate fatto una prova sulla merce scadente e risultava addirittura che vicino alla pelle dava irritazione, mi ricordo qualche anno. Sì, è vero, avevamo fatto proprio dei test di laboratorio su alcuni capi. Va bene, allora avvocato, grazie della partecipazione, torneremo magari sull'argomento se ci saranno delle novità. Anticipo agli ascoltatori di Radio Padania che tra un mese e mezzo la Casa del Consumatore
metterà in campo una grande novità proprio per aiutare a orientare gli acquisti in internet, per cui ne parleremo con voi di sicuro. Benissimo, in anteprima. allora ne parleremo quando avrete, come dire, avete puntualizzato le cose da fare. Benissimo, grazie. Grazie. Ricordo il numero di telefono 0276316809, oppure andate sul sito La Casa del Consumatore e troverete l'elenco, perché è presente in tutta Italia. Grazie, facciamo una breve pausa. Let me get over you. Bene, eccoci di ritorno. Per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, ricordo Sportello Famiglia, che va in onda tutti i lunedì dalle 13 alle 14 sul circuito di Radio Padania Libera, e noi adesso parliamo con il signor Simonazzi della Coldiretti. Buongiorno. Buongiorno Renata e buongiorno agli ascoltatori di Radio Padania. Allora, Simonazzi, ho ricevuto dalla Coldiretti una comunicazione che mi ha fatto molto piacere. Allora, qualche anno fa, quando mi sono messo d'accordo con l'ex ministro Zaia per raccogliere le firme contro gli OGM, e siamo stati anche ospiti della Coldiretti a Villa d'Este, ne abbiamo parlato, insomma sappiamo che la Coldiretti è sempre, come dire, sul campo di battaglia. Ma abbiamo anche visto che secondo l'85% degli italiani all'Expo deve essere valorizzata l'agricoltura di qualità senza OGM, e che l'Italia ha fatto giustamente la scelta di non coltivare insieme alla maggioranza dei paesi dell'Unione. E adesso voglio un bel commento della Coldiretti per bocca del signor Simonazzi. Dai, dammi un bel commento. Renata, viene persino troppo facile, direi.
Cioè, tenendo conto che da sondaggi Eurobarometro, perché non li ho fatti né Simonazzi né la Coldiretti, da un sondaggio Eurobarometro l'85% dei consumatori europei non vuol comprare cibi contenenti OGM, quindi non si capisce perché Expo 2015, in cui il tema è alimentare il pianeta, debba far entrare le biotecnologie all'interno dei padiglioni di Expo. È un persino, come si può, banale dirlo. Infatti poi che alcuni paesi come la Germania, la Francia, l'Inghilterra abbiano fatto marcia indietro, perché questi paesi qua avevano aperto alla coltivazione degli OGM e ora non li coltivano più neanche loro, appellandosi alla clausola di salvaguardia, alla tutela della biodiversità, all'incompatibilità di convivenza tra OGM e biologico. Questo direi che ci porta a pensare che forse le multinazionali come Monsanto, come Pioneer, come Syngenta sono fuori strada, o meglio riescono a proporre i loro prodotti nei paesi dove non è necessario, dove la legge non preveda che si dica chiaramente che prodotti si coltivano. Ecco, però c'è il famoso equivoco che il prodotto che noi consumiamo può contenere OGM a patto che non sia superiore all'1%. Ecco, allora questa diciamo è una battaglia che noi abbiamo fatto e anche voi l'avete fatta, perché non è giusto. Io parlavo prima con l'avvocato Ferrari della Casa del Consumatore, che mi diceva che appunto sottolineava le trappole di internet. Allora il consumatore deve sapere, può darsi che ci sia qualche, che ne so, io preferisco la mozzarella che viene dalla Cina, dalla mozzarella bravissima. Ecco, però l'importante è che ci sia scritto mozzarella fatta in Cina, non deve essere confusa con o il grano padano o il parmigiano reggiano o il gorgonzola, i nostri prodotti. Cioè il consumatore deve essere informato. Noi questo tasto lo battiamo da molti anni e so che la Coldiretti è in prima linea appunto per la chiarezza dell'etichetta. Però purtroppo le leggi internazionali sono quello che sono. Guarda Renata, hai detto delle cose sacrosante. Qua nessuno vuole essere oscurantista, nessuno vuole essere proibizionista. La battaglia è tutta solo ed esclusivamente sulla trasparenza. Tutti i prodotti ormai sono etichettati perché ci sono delle indicazioni obbligatorie, tipo la scadenza, il tempo di permanenza, come si può dire, del famoso shelf life, cioè quanto il prodotto può rimanere sugli scaffali. Però nessuno vuol fare veramente chiarezza, perché noi assistiamo a prosciutti venduti come prosciutto nostrano e sono fatti con cosce di suini esteri, assistiamo ai famosi grana, prodotti grana, diciamo così, quindi formaggi stagionati che non sono nazionali ma sono venduti come similgrana con dei nomi di fantasia. Mi viene in mente il Gran Moravia, che è fatto nella Repubblica Ceca. Consumiamo dei prosciutti cotti dove le cosce arrivano da mezzo mondo e potrei andare avanti a elencarne all'infinito. Perché? Perché l'etichetta non è rispettosa del consumatore, che è colui che paga. Allora è ora di sgombrare il campo da questi equivoci, e visto che chi paga dovrebbe, perlomeno a me risulta così, aver ragione ed essere informato, mettiamo delle belle etichette trasparenti e a quel punto lì abbiamo finito tutte le polemiche. Allora, come ci si può, diciamo, difendere e come posso dire, come si può scegliere in modo oculato fra le migliaia di proposte, le centinaia di proposte? L'etichetta fino a che punto ci può aiutare? Perché abbiamo appena elencato la facoltà del produttore di aggiungere OGM purché non superiore all'1%, ma lui non è che lo metta in etichetta. E allora come ci difendiamo? Allora guarda, per l'OGM l'unica difesa è il biologico. Nel biologico, i disciplinari biologici
prevedono che non vi sia assolutamente la presenza di OGM. Quindi se un consumatore desidera non avere un cibo per nulla inquinato da OGM, l'unica strada che gli resta è andare sul biologico. Per le altre produzioni il consiglio è quello di acquistare, se ci si rivolge alla grande distribuzione che nell'indifferenziato sguazza, è andare ad acquistare dei prodotti DOP, denominazione di origine protetta, IGP o specialità tradizionali OSTG, che sono specialità tradizionali garantite. Tutti questi prodotti sono tutelati da disciplinari approvati in Comunità Europea molto stringenti, quindi se io acquisto un prosciutto di Parma sono certo che quella coscia è di un maiale italiano. Se acquisto una mozzarella DOP di bufala campana sono certo che sia di latte di bufala italiana. Se acquisto il grana padano sono certo che il latte sia lombardo. Viceversa, purtroppo nella grande distribuzione, Renata, non c'è modo se non di acquistare questi prodotti. L'alternativa qual è? Quella di tornare, come facevano i nostri genitori, a comprare dalle aziende agricole, che ormai sono parecchie, che hanno dispacci aziendali, e lì il prodotto è di norma aziendale, quindi locale. Ecco, voi avete attivato quell'iniziativa delle cascine aperte, cioè purtroppo questo discorso vale per il consumatore che non ha a portata di mano la possibilità di raggiungere una cascina. Certo, il miglior modo sarebbe quello di conoscere, di guardare in faccia chi ti sta vendendo il proprio prodotto, ma purtroppo non sempre è possibile. Va bene, allora continua la battaglia della Lega e della Coldiretti. No OGM. Grazie Simonazzi, grazie. Vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi aggiungere qualcosa? No, io penso di aver detto tutto. Mi sembra. Allora, a risentirci una prossima volta, dove quando abbiamo bisogno Simonazzi è sempre disponibile. Grazie sempre Simonazzi. Bene, grazie agli ascoltatori. Allora, ricordiamoci, il consumatore deve essere informato, deve cercare di, come dire, guardarsi intorno e vedere quali sono gli strumenti messi a disposizione per poter distinguere quello che è da acquistare e quanto no. A risentirci lunedì prossimo. Avete ascoltato Sportello Famiglia. Radio Padania. La tua voce libera, senza filtri né censura. Radio Padania Libera, la voce della Lega Nord. La tua voce libera, senza filtri né censura.